Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, tutte forma e la nostra. Ben ritrovati, buongiorno, ciao Federica! Ciao Carletto! Ciao! Ma che saluto caloroso! Il dolce oggi vi proponiamo a Brescia in tavola un dolce buono. Sbrisolona! Per tutta la famiglia, non della nostra zona, che la sbrisolona è più mantovana, no? Sì, però vabbè, ma noi la facciamo con la ricotta e con gli amaretti. Gli amaretti, esatto. Una variante della sbrisolona, per cui sono indispensabili questi ingredienti. Attenzione, la farina, duetti, poi bravissimo, il burro, lo zucchero, gli amaretti, la ricotta e le uova. Bravo, hanno visto che gasù, manda il seraia di ritiro a te me che è bei fresco. Sì. Dai, va, stammi là cuai però, ne? Stammi là cuai. Cioè, vado a prendere le uova e... A cuà? Se mia cosa vuol dire la cuà? No. Mia possibile. Forza, che qua c'è poco tempo da perdere, Bisogna sempre fare qualcosa, siamo sempre in movimento. I bresciani sono così, sempre in movimento, sempre fare qualcosa, giusto? Vabbè, ma c'è pure chi si rilassa un po', no? No, i bresciani no, sempre di corsa, anche durante il Covid, guarda un po'. La penichella neanche quella, tu fai la penichella? Non posso, sto lavorando. Ah, quindi tu adesso saresti in servizio. Infatti sto andando a lavorare. Bisogna fare i bravi allora. Però c'è qualcuno che magari ha un po' più tempo degli altri e riesce a QA. Fa QA, che significa? Hai fatto dormire insieme? Fa QA. Ah. Sì. Dormire insieme? Sopra cosa? Sul cesto. Dormi sul cesto? Sto dando che è io. Vabbè. QA. Ma QA, che mi devo offendere, no? No. Una cosa bella. Mi tiro lì, te la scaldet. Qui c'è un giovanotto, come si dice, giovanotto, insomma, che cosa studi, che ti occupi? Biotecnologia. Biotecnologie, ammazza, cioè dove? Qua a Milano? Studio a Ferrara. A Ferrara, e qui sei a casa? Sono a casa per la didattica. Per la didattica a distanza, così. E intanto noi qui in ferrarese non chiediamo nulla, però rispolveriamo un po' le nostre parole. Oggi, mannaggia, devo andare a cercare, no, dico mannaggia perché sono un po' arrabbiato con Federica, vabbè, cose nostre, qualcuno che sappia che significa fa qua. Tu Pietro lo sai com'è? Fa qua. Farcovare? Farcovare, può essere. Sì, che lo sa? Penso di sì. Penso di sì. Tu hai visto ancora qualcuno, una gallina magari che cova? No, non mi è mai capitato. Però c'è un bellissimo esemplare di quadrupede, guarda quanto è buono, guarda che roba, buona, cos'è una femmina? Buona femmina. E che razza è questa? Levriero spagnolo. Mamma mia, lo porti a spasso insomma? Sì. Mi piace uscire a camminare? Molto, correre soprattutto. Corre, qui in centro insomma? La porto all'area cani, solitamente. Oddio, mi sta puntando, meglio chiuderla qua, grazie. Allora? Vealeno! Dai! Peot! Che no, chi? No! No! Non ci sono uova, la gallina non è ancora pronta, non ci sono. Dai, vai avanti, non sono pronte, non ci sono. E capi cosa vuol dire qua? Che vedi che c'è un top su in te la saia? Ma qua far covare? Buongiorno, Covare. perché te la di no? È un programma di cultura, quindi si impara. C'è generale, dai, allora. Gonde fa la nostra sbrisolona, casomai. Sì, allora con ricotta e amaretti, partiamo, Gonde dai. impasta la farina, ma appena con due degli che come fa qua alla gallina e col zucchero e impastone bene, gonde stendere la nostra base, come una crostata, una bella teglia. A parte, mettiamo l'altro œuf. Erano 3 in tutto. Erano 3, 2 usa fainaggi, adesso 2 per giù fa 3. Insomma, se sbagli è mia. Giusto. Professore, ok. Mettiamo sempre nella nostra teglia l'altro œuf e il mescolone con la ricotta e gli amaretti. E l'altro punini di zucchero. Che come punini di 50 grammi, dai, E là mettiamo. Aggiungiamo il tutto alla base che abbiamo preparato prima. Sì, facile.
Sì, certo che è la facile. fai io tu, tutti ecco, lo bravo. possono fare, sì. La metto insieme, la Sì. stendo per bene. E in forno a 170 gradi circa, dove è turno per una quarantina di minuti. E la nostra sbrisoluna l'è già pronta. Turno per con sto teglia, che sta che è per la sbrisoluna per tutto il paese. Per tutti, la prepariamo per tutti, vero? Ah, tanta buona sbrisolona con ricotta amaretti. Grazie a Monia e Patrizia della trattoria Villa Glori, via Villa Glori, Brescia. Quanto sono brave loro, Bravissimi. sì, sono brave. Grazie a tutti, ciao, alla Ciao. prossima, ragazzi. Ma che bontà!